E siamo al calcio, grande impresa del Treviso che spugna il campo di Casale con un gol di Malacarne, nuovo primato in classifica, e domenica arriva il Rimini. Vediamo. Il Treviso non sbaglia nulla e conquista una vittoria importantissima sul difficile campo del Casale grazie ad un gol di Malacarne. 3 punti che significano nuovo primato in classifica per la squadra di mister Zanin. Nel primo tempo si vede il Treviso con Di Girolamo su punizione al 6° minuto. Il Casale 6 minuti dopo dalla distanza con Cappellupo. Al 18° ci prova Ferretti dalla distanza ma para Adornato. Al secondo tempo della ripresa arriva il gol che vale i 3 punti per i biancocelesti. Perna verticalizza per Malacarne che insacca. Reazione dei padroni di casa, prima con Rodriguez, poi Sartorello fa un miracolo su Siega. Al 63° destro a girare di Curcio fuori. Poi Di Girolamo tocca male e libera Taddei che al volo manda fuori. Malacarne potrebbe raddoppiare al 90° ma para Adornato. Brivido allo scadere della partita con Iannini, ma la palla finisce sul palo esterno. Malacarne oggi match winner di questo incontro importantissimo, prontissimo su quella verticalizzazione di Perna. Sì, sono contento per il mio gol, ma l'importante, come ho detto prima, era vincere e portare a casa i 3 punti per la classifica. Ecco, oggi abbiamo visto dopo il cambio Ferretti ha preso direttamente la strada degli spogliatoi, c'è qualcosa sotto? Qualcosa, perché Ferretti non sa soffrire in panchina, è andato in spogliatoio e poi ci ha aspettato lì per darci il 5 per festeggiare con i compagni. Nemmeno il tempo di recuperare, domenica nuovo scontro con una candidata alla promozione. Arriva infatti al Tenni il Rimini, che ieri ha battuto il San Marino.